1516, il primo ghetto. Cosa si trova nel libro? Beh, si trova una singolarità assoluta, cioè mentre ghetto è una parola che ha assunto una connotazione negativa di chiusura e di segregazione, questo che è stato il primo ghetto della storia è esattamente il contrario, è un esempio di grande apertura. Cioè in un'epoca storica in cui tutte le grandi potenze espellono gli ebrei, Venezia invece li accoglie sia pure assegnando loro un quartiere. Ma da questa scelta nasce una contaminazione reciproca assolutamente straordinaria. Quest'anno si festeggiano i 500 anni del ghetto di Venezia, ma qual è il rapporto con la città? È stato un rapporto assolutamente fertile di come dicevo prima, una contaminazione reciproca, cioè Venezia ha dato agli ebrei, gli ebrei hanno dato a Venezia. Diciamo Venezia ha anche preso, parlando in maniera molto terra-terra, nel senso che gli ebrei hanno funzionato da bancomat della Serenissima. Però c'è stato da entrambe le parti il pregio di veder prevalere, c'erano anche lì gli oltranzisti ovviamente, però invece di veder prevalere i sostenitori della linea dell'apertura e questo ha dato a Venezia per esempio dei contributi sul piano culturale assolutamente straordinari.